E insomma ragazzi, guardiamo questi mondiali che sono partiti stasera, che rottura dei coglioni. L'unica squadra che mi interessava a me è la Forest la scorsa puntata. Cioè? È il Brasile? Io non sono sega. Ma sto adesso che già sta in Inghilterra, sto in Inghilterra. Ma vai in figa, in Inghilterra che? Mi speravo per il Belgio perché la birra Croazia, non Croazia. No, ma vince la Francia, vince la Francia. Croazia, Io non mi Croazia. intendo poco, ma vince la Francia. Visto come micro, anche a me capisci un cazzo, però Croazia. Andiamo a domandare a qualche troviamo qualche esperto, qualche personaggio. E sicuramente sapiente. Dai, Francia, Francia. Partiamo con l'intervista con il signor Arone. Arone. Ecco, Niati siamo di fare queste interviste qua in provincia di Verona oggi, che siamo sempre a Casaleone, e siamo di chiedere ai intervistati, secondo loro, chi che vinse i mondiali di calcio quest'anno. I mondiali di calcio quest'anno è tutta una sorpresa. Buon, allora oggi siamo a... dove siamo qua? Casaleone. Casaleone. E siamo di parlare con il signor... Ferrari Gelmino. Ah, proprio nome e cognome. Allora, siamo di fare delle domande per capire, secondo lui, come che si donare i mondiali di calcio. Una cagata. Che piace mia? No. Perché non che piace il calcio in No, perché ha generale? vinto la Francia, mi sta sui coglioni tutti i francesi. No, non sai che ha vinto la Francia. La fase finale, la Ma in passata. totale fa schifo. Fa schifo, vabbè. E allora lui dice chi è che il tifa per i mondiali di calcio? Neanche uno. Ma come neanche uno? No, me ne frega un cazzo mi deve. Ah, non piace niente. E lui che piace cosa? La figa. Buon, a posto. Allora, i mondiali, secondo lui, chi è che vinse? Ma non lo so mia, a dire la verità, non lo so mia. Sento mia, No, ma ti non so piace il ballon? Sì, lo guardo santuariamente, lo guardo e non lo guardo. Cosa ti piace a te? Guardo i spettacoli degli Ocami, è meglio. Ah, va bene, dai, a posto. Anche Grazie. per sé divertimento. Ah, boh, perfetto. Dio voglia. Allora, siamo di parlare con il signor Cavalli, no? Cavalli. Allora, secondo te, cosa che ne pensi tu dei mondiali di calcio di quest'anno? Secondo me vinse l'Inghilterra. L'Inghilterra, ma perché ti piace la squadra? Che mi piace il Butei, sono frocio. No, ma come Freud? Ti piace la figa? Ma anche la figa, ma Ah. dei Butei. Alla figa dei putei ti piace? Allora, secondo te, chi è che vinse i mondiali? L'Italia, Ma l'Italia, anche mia, Maria Santissima. Oppure? la Francia. Ah, bene, la Francia è una buona risposta. Zazza, allora, secondo lui, la classifica, È giusta. le russe sono più belle? Le russe sono più belle, ma più simpatiche quelle del Belgio, perché sono tifoserie belle, tranquille. Questo anno stanno facendo un bel campionato mondiale. E chi vincerà il mondiale? Sulla carta sono i francesi e gli inglesi, ma sono due squadre, la Croazia e il Belgio, che devono faticare per vincere. Inghilterra o Mi Croazia? del ballon non so un cazzo e non mi piace mia. Mi ricordo. Allora. Fai parlare, mi ricordo l'ultima volta quando gara l'Italia che si smetteva da lavorare mezza giornata prima per andare al bar. Adesso non che mi l'Italia non ci va mai al bar. Per cui è una merda. Di porco. Boh, allora questo è un signore che non capisce un cazzo. Perché al bar ci va lo stesso. A me dei mondiali zero, figa tanta sempre, Che piace solo la figa? solo quella, Dio. Ma col peo o senza? Ma come la vedi io Ah, stesso. ma vabbè tutto Dio poi. Ma lui per chi è che il tifa? Ancora per la mia vecchia squadra tanti anni fa, che era la squadra del femminile. Ma Era qualche trombata la faceva. E invece adesso siamo col signor Angelo, giusto? Sì. Sempre da Casa Leone. Sì. Stessa domanda che ho fatto ai suoi compaesani qua. Secondo lui, chi è che vinse i mondiali di calcio 2018? Si chiama figa di Rio. Ma come chiama? Sì, Nel senso che chi chiama? perché si dice porta a Rio la figa, hai gusto come i negri di gappià la corre in campo. Poi che manco figa, quello di gappià perché ormai non le P come una volta che gara la classe. La classe non ha più adesso, tutti i buoni a giocare a ballon. No, però amico letto. Allora in da casa Messi, in da casa Ronaldo, in da casa tutti i campioni. Adesso resiste
Ciga manco figa di Rio da gustare. E allora potrei giocare anche a me con poca figa. E mi che non mi ha, variava besto su. Allora, facciamo una squadra, mi, ti, Burdeo e Arone e vinciamo. Perfetto. No, dai, a parte scherzi, mi so comunque che chi che fa sesso prima di entrare in campo ha più possibilità di essere più prestante. Io dito. Io dito. Io dito, ma non è mia così. È mia così. Secondo lui allora chi sei che vince? Allora ti ciappa. C'è che va in Thailandia, in Romania a gustare, italiani. C'è che va in Brasile a Fortaleza, mi pare che il nome sia così. Sì. Esatto. C'è il 90% italiani. Chi gusta, infatti ti guardi la squadra italiana, non sta guadagnando qualificarsi di e di puttanari in prima categoria. Te che la so, ecco, allora ti si il pissaggio. Ci gusta manco quei i ciappi mondiali. Secondo te chi sei che gusta manco? I francesi, i croati, i belghi? Mi sicuramente. Allora Giorgio, se parla dei mondiali qua, secondo lui l'attaccante della Croazia che ha regalato i skate, maxi schermo e birre gratis alla sua città natale, è stato un bel gesto o proprio un incitamento all'alcolismo? No, l'ha fatto un bel gesto, l'ha fatto. Sì, l'ha fatto bravo, bravo. Perché te dici, se mi offre da bere, mia dire che no. No. Bisogna mia dire di no. Oh, ascolta, tra le tifose, capito? Ti piace di più le russe, le belga, insomma, le francesi, insomma... mi piace le russe. Ma ti piace di più le russe o quei che giuga? No, mi piace più le donne. Bravo, piace le donne, capito. Allora, beh, per la finale, secondo lui, chi va in finale, chi vincerà? Ma non lo so. Penso che l'Italia? L'Italia non c'è. Non anche ok, perfetto. Ora penso che vinca 2 europei. 2 europei, secondo te? Anche il sommergibile qua. Ah sì, aspetta che inquadremo il sommergibile, che sia un bicchiere di whisky dentro la birra. Ma questo rende la birra più amabile o più secca? Parli come? Conto che parla col telefono. E il sommergibile lì, il whisky dentro la birra, la rende più secca o più morbida? La rende più bevibile. Ecco. Ma ti sempre dentro la birra che metti il bicchieretto di whisky, ora? Sì. E così ti piace di più? Sì. Però te ti imbriaghi prima così, ma non me ne frega un cazzo. Ok, allora non discuto.